vedono vespe storiche e vespe moderne. Ci serve un colpo deciso alla Maradona, una bella sgassata e si parte dal lungomare. Un viaggio in Vespa tra le strade di Napoli, 1200 esemplari arrivati da tutta Europa. Oh sai perché, ma oh sai perché, oh sai che a Napoli la città ci piace a vivere e ci piacciono le cose belle. La Vespa è una cosa bella. Io suono la libertà, io suono la libertà. Ma non fo pazzo però, ma non fo pazzo però. Si parte degli anni 40, appena è nata la Vespa. A Napoli è arrivata subito, ci sono modelli dal faro basso alle 50 special con una fantasia un po' azzardata. Sembra che le Vespe sono tutte uguali, ma no, non è così. Ognuna c'ha la sua anima, ognuna c'ha la sua vita, ognuna c'ha il suo colore. Ma mo sai perché, mo sai perché oh sai che a Napoli la città ci piace a vivere e ci piacciono le cose belle. La Vespa è una cosa bella. Io suono la libertà, io suono la libertà. Ma non fo pazzo però, ma non fo pazzo però. Noi veniamo da Gaeta in Vespa, è un'avventura splendida. Spesa qui a Napoli, abbiamo girato sulla parte collinare e poi sul golfo. Che trionfo, che ricordo, e senza un graffio. I vespisti sono arrivati dalla Francia, dalla Germania, dalla Croazia, dall'Ungheria, perché la Vespa non è solo una Vespa. Io suono la libertà. Ma sai perché lo sai che a Napoli la città ci piace a vivere e ci piacciono le cose belle. La Vespa è una cosa bella. Io suono la libertà, io suono la libertà. Ma non fo pazzo però, ma non fo pazzo però. E ora si sale in Vespa, ci aspetta un piccolo viaggetto per andare a casa, ma lo affrontiamo con piacere. Avanti con la Vespa e vai, si va. Ma non fo pazzo però, ma non fo pazzo però. Però, ma non fo pazzo però.